Gli immigrati, una fonte lavorativa per Venezia e l'Italia tutta, ma a patto che gli imprenditori li possano assumere subito senza perdersi nel groviglio della burocrazia. L'imprenditore o l'istituzione che vuole assumere regolarmente il profugo deve poterlo fare, perché se no tu allontani la possibilità di questa persona, lo lasci nel mercato nero e questo andrà a cercarsi il lavoro in nero. Così quello che lo assumerà fa due delitti. Il primo, che condanna questa persona a un ambiente di illegalità, di non protezione sul lavoro, ma soprattutto fa concorrenza sleale a quelli invece che vogliono assumerlo. Quindi la garanzia di una casa correlata però per gli stessi sempre al lavoro. Allora l'immigrato viene in Italia, trova una porta principale, bella, grande, che dice questo è il lavoro, la casa, ti do la casa, tu vai alla casa insieme al lavoro. Tu smetti di lavorare, io ti tolgo la casa. Soltanto alcune tra le proposte e suggerimenti al governo Meloni a più riprese strigliato da Brugnaro, da cui attende l'autonomia anche per le promesse leggi sul decoro e la sicurezza urbana, dice. Se vogliamo dirla tutta, diamoci un'accelerata. Il Paese ha detto cambiamo e adesso si fanno le norme e le leggi, ma si fanno, sono passati un po' di mesi ancora. E qua adesso solleciteremo il governo perché non si può lasciare questa roba sulle mani dei sindaci, poi tutti scaricano, poi vanno via tutti. E sul tema della casa l'idea di Brugnaro è chiara, nessuna limitazione al diritto della proprietà privata, dice. E poi bisogna far passare anche questa cosa degli espropri, degli sgomberi, degli sfratti. Cioè se tu non paghi, e facciamo un accordo io e te, io sono dico il veneziano perché adesso citiamo Venezia, no? C'è sempre questa roba degli affitti turistici. Il veneziano, muore la nonna, la zia, la mamma, quello che vuoi, e questo mette in affitto la casa. Non la dai ai residenti, lui, veneziano stesso, non è che sia un altro, se i proprietari, non la danno. Perché? Perché hai paura di perdere il titolo, ma non su che succede in tutta Italia. Infine contro i caffoni a Venezia, metterli subito in galera facendogli pagare pure una cospicua ammenda. Ha fatto la stupidaggine, benissimo, stai in cella, vai dal giudice di pace, ti condanna una notte, domani mi dai 500 euro di cauzione che se ci sono dei danni li paghi anche, poi torni a casa tua. Vuoi vedere se la prossima volta fai quello stupidino? Ti hanno applaudito e chiamiamo anche quello che ha applaudito, no? Cioè incitazione all'atto. Il governo non perda questa occasione contro ogni forma di populismo e si dia da fare per produrre con nuove leggi qualcosa di nuovo, industria, finanza, servizi e cultura, perché l'Italia tutta possa diventare nuovamente forza di attrazione, conclude. Ma devi costruire le condizioni burocratiche per farlo. Ascoltiamoci, siccome noi, e glielo scriviamo noi i provvedimenti.